Fermato e denunciato dalla polizia lo stesso pluripregiudicato che 2 sere fa era stato arrestato in Campo Marzio in possesso di un'ascia e una picozza con carte di credito e documenti rubati. Per questo reato, in sede di convalida del precedente arresto, era stato emesso dal GIP il divieto di entrare nel comune di Vicenza. Invece l'uomo, violando i provvedimenti del questore e del giudice, è tornato nuovamente in Campo Marzio, questa volta con attrezzi da scasso. Verso le 21:30 il pregiudicato era stato notato dagli agenti delle volanti di pattuglia nel parco cittadino. L'uomo era in compagnia di un gruppetto di persone che alla vista della polizia ha tentato di dileguarsi. Le forze dell'ordine però sono riuscite a bloccare il nigeriano in compagnia di una donna di 23 anni. Una volta portato in questura, il pregiudicato, con numerose condanne per spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di una valigetta contenente attrezzi artigianali da lavoro adatti ad aprire e forzare serrature. Non sapendo giustificarne la presenza, il materiale è stato sequestrato e per questo è stato denunciato a piede libero.